Il salotto. Allora, signore e signori, ladies and gentlemen, benvenuti al salotto. Facciamo un applauso sporadico, così spontaneo, a flusso, perché stanno per salire, diciamo, su questo palco, così un po', diciamo, virtuale, perché bisogna immaginarlo, su questo palco qui del salotto al Lab in Piazza Vittorio. Stasera avremo diversi generi, diversi artisti. Verranno a trovarci più tardi i Before Sunset, che sono già, diciamo, sistemati. Avremo anche la possibilità di ascoltare un artista molto particolare che risponde, diciamo, al nome To You Mom, e poi parleremo anche di un film che verrà presentato tra poco qui a Torino, un film che parla, diciamo, di colori, di drag queen, si chiama Essere Divina, ne parleremo più tardi. Ma adesso qui sul palco del salotto sono pronto e vorrei un grande applauso per la band che apre, diciamo, le ostilità qui questa sera, The Newlanders. Benvenuti ragazzi, welcome. Newlanders qui al salotto in versione acustica, diciamo, vi ho obbligato a essere un po' acustici. Partiamo subito con qualcosa che possa raccontare questo vostro ultimo lavoro che è uscito quasi un anno fa, e qua cominciamo con i giochi di parole, che si chiama Uno, dico bene? Sì, si chiama... Aspetta che non ti ho aperto, scusa. Buonasera a tutti, Oh. Grazie per l'invito, Mao. Sì, il nostro disco è uscito esattamente un anno fa, infatti martedì prossimo festeggeremo il compleanno del nostro giovane album. E niente, siamo una band piuttosto giovane. E quindi noi siamo pronti per ascoltarvi, poi racconteremo meglio anche cosa succederà martedì prossimo, perché avete un evento di quelli 2.0. Però, diciamo, per entrare nel vostro ambiente musicale, con che canzone cominciamo? È un brano che si chiama 260507. Ecco, Che è una data. È una data, potrebbe sembrare una sigla, è una data, poi scopriremo per quale motivo si sono fermati su questa data, però siamo sicuri che sono qui a suonarcelo dal vivo, The Newlanders. Carry on something I can't control. I'm restless and scared. I don't believe anything. Sick of everything. Face down on the floor. Been there for a while in the belly of the beast. I never thought that I could die. Turning my dreams into nightmares, and I need a place to rest my head. It was the worst sound I've ever heard. My head against the wheel. Was a time I let down everybody, so I decided to leave. Been there for a while in the belly of the beast. I saw my friends and their eyes cry. Turning my dreams into nightmares, and I need a place to rest my head. Been there for a while in the belly of the beast. I never thought that I could die. Yeah. Turning my dreams into nightmares, and I need a place to rest my head. Grazie.
The Newlanders qui al Salotto con diciamo un anno esatto dall'uscita di questo vostro album che abbiamo detto si chiama Uno. Abbiamo anche accennato al fatto che martedì prossimo festeggerete un compleanno particolare perché vi siete attrezzati con una diretta streaming diciamo da quello che è il vostro quartier generale, se non ho capito male. Sì, faremo una diretta dalla nostra sala prove, una cosa molto semplice, però per festeggiare appunto l'uscita del nostro disco suoneremo tutto il disco per intero. Adesso Vittorio, tu dici una cosa molto semplice, però pensa quando avevi, che ne so, 14-15 anni, magari ce l'avevi già la sala prove o la anelavi, diciamo, come tanti ragazzini. Com'è questa cosa della sala prove, diciamo, la terra promessa proprio di Newlander? Sì, noi abbiamo sempre amato fare questo lavoro qua, insomma. In realtà suoniamo assieme da 15 anni quasi, però abbiamo iniziato a fare le cose seriamente da qualche anno a questa parte. Sì. Diciamo anche il luogo in cui ci sentiamo proprio a casa nostra. È chiaro, che immagino. Allora, quindi per venirvi a vedere a casa vostra martedì prossimo basterà fare un click dove però? Sulla pagina di Facebook nostra, facebook.com/The Newlanders. Adesso dovremmo essere anche diciamo in diretta streaming. Ricordiamo che Salotto andrà anche poi su Radio Flash, su Radio Città Futura a Roma, che ci sarà la possibilità quindi poi anche di ascoltare diciamo la versione integrale sulla pagina di CortoCorto se volete risentire tutto quanto. Ma visto che appunto poi insomma martedì eventualmente ci sarà anche questo approfondimento del vostro disco dal vivo, adesso questo album con che altro brano ce lo svelate, diciamo, qual è la prossima tappa? La prossima canzone si chiama Love Story ed è il singolo un singolo questo. sì, che abbiamo pubblicato, l'unico singolo che abbiamo pubblicato dal disco, e parla di una storia d'amore un po' all'inverso, nel senso che inizia bene ma finisce male. Vabbè, è una storia d'amore abbastanza normale, diciamo. Sì, forse sì. Una storia d'amore abbastanza normale. E infatti si chiama Love Story, signore e signori, The Newlanders. She needed a hand to be loved. Needed a help to be healed. I truly try the pain like only real love can be. Hey, how about we buy a car? So let's do it. Why don't we buy a place we can go home? We need more space, so let's do it. This is a place I'll build for you. Why don't you love me anymore? Hey! Suddenly gloom overcame everything. No more communication here. Destroying ourselves every day. Can't see my face, so let's do it. Why don't we buy a place we can call home? We need more space, so let's do it. This is a place I'll build for you. Why don't you love me anymore? I won't spend my days
days alone until I reach the end. So why don't we get our joys before we go to bed? I won't spend my days alone until I reach the end. So why don't we get our joys before we go to bed? Why don't we buy a place we can call home? We need more space, so let's do it. This is a place I built for you. Why don't you love me anymore? The Newlanders qui al Salotto, diciamo stiamo facendo una prefesta di compleanno perché tra la prossima settimana abbiamo accennato al fatto che sarà appunto un anno dalla pubblicazione di questo album che si intitola appunto Uno. Abbiamo detto sarà anche un po' un concerto come essere un po' a casa vostra perché che lo farete dalla vostra sala prove. Ecco, però io mi chiedo quale sarebbe invece un posto dove vi piacerebbe suonare che non siete ancora diciamo andati, che insomma vi piacerebbe invece solcare come palco, per capire. Wembley, ti piacerebbe una cosa? Wembley, ma forse un po' troppo. Forse un po'. Ci vuole qualcosa di mezzo. Una via di mezzo prima di Wembley, un Beh, palasport. non lo so, una cosa. Hiroshima magari. Di Hiroshima, Ci certo. siamo anche. Quindi la sì. dimensione del club, diciamo, di quella dove c'è ancora Un clappone. un clubone con tutti poi i camerini che ne conseguono e tutte le storie che vengono dietro, diciamo, nella storia del rock. Allora, senti, la prossima canzone invece è una cover, no? È sempre tratta da questa. No, è una cover. No, niente cover, niente cover. No cover. È È sempre- un brano che aspetta che mi devo scordare perché questa insomma, è una... diciamo è un brano che suoniamo in un modo un po' più pesante solitamente perché è un'accordatura abbastanza bassa, si chiama Pain is Painless. È un brano abbastanza no sense dal quale ho preso ispirazione da un verso di Kendrick Lamar, che è un rapper americano. E quindi è un concetto che il dolore Lamar. in realtà è senza dolore, una cosa un po' strana. Certo, il dolore senza dolore è una cosa quasi, diciamo, come dire, quantistica. Sì, diciamo, esattamente. il top della relatività. Va bene, allora io se non ricordo male il titolo dovrebbe essere Pain is Painless. Signori e signori, loro sono The Newlanders. As long as those big eyes are gonna crash into my life. Women nothing, women all the things they've done. Diamond in a black hole, or flying against the sun. Pain is painless, just in the way we are. It's a sinking, and I'm drowning in my shit. Trying to take a rest, don't sleep anymore. 2 days ago I saw a sign on the wall. Women nothing, women all the things we've done. In a black hole, flying against the sun. Hey. Pain is painless.
is painless. Pain is painless, just in the way we are. Grazie. Questo è un finalone, proprio con la scala finale, diciamo, di quelle robe che non ti puoi sbagliare. Dici, qua è arrivato il finalone. Allora, siamo arrivati anche, diciamo, credo alla fine di questo vostro set di presentazione, diciamo, di quello che sarà il vostro compleanno a questo punto, io direi, perché ricordiamolo, appunto, martedì prossimo ci sarà questa sorta di regalo che fate anche ai vostri fan. Però, diciamo, a parte questa tappa, diciamo, un po' telematica, quali sono i vostri progetti futuri, diciamo, per questo prossimo inverno? Ci saranno ancora date, altre registrazioni? Con questa abbiamo esaurito, diciamo, il piccolo tour, anche se tour forse non si può chiamare, che abbiamo fatto durante tutto quest'anno. Abbiamo fatto circa una ventina di date, se non ricordo male. Un ciclo di appuntamenti, quindi Sì, un piccolo tour, sì, chiamiamolo così. Un ciclo. Sì, quindi forse, diciamo, entro l'anno prossimo poi ci richiuderemo in studio stiamo già scrivendo cose nuove, quindi nel senso è un work in progress, mentre suoniamo continuiamo comunque a scrivere materiale, quindi. Chiaro, va bene, quindi diciamo adesso siamo in questa fase ciclica in cui state per chiudere ma anche per aprire robe nuove. Il brano col quale, diciamo, salutate Piazza Vittorio, come si intitola? È una canzone vecchia nostra e si chiama The Invisible Boy. Il ragazzo invisibile, traduco, diciamo, letteralmente, signore e signori, The Newlanders. Growing up so fast, I'm searching to find my best. Shadows walk by my side, right and live until we die. Questions seem so big to me, but love reminds me blood is just under the skin of everything. Walking's like flying, living is just dying. The moon starts to shine on your life, keep holding on. Sometimes I'm invisible, the ghost of a silhouette. Everything smells and noises. We will never be as young as tonight. A color blue this life makes my dreams seem so unkind. The unperceptible presence, it's me. My story is written in the air. Questions seem so big to me, but love reminds me blood is just under the skin on everything. Sometimes I'm invisible, the ghost of a silhouette.
high. The Newlanders, Fatto pure una corda alla fine. Arrivato alla fine. The Newlanders, grazie mille, un Grazie. grosso in bocca al lupo e insomma arrivederci a martedì per questo vostro concerto in diretta streaming. Ancora grazie, adesso un breve cambio palco e tra poco avremo qui i Before Sunset. A frappè.